Amici bellini, buongiorno. Benvenuto Scaldabagno Blu. Lo togliamo perché sennò non si capisce niente con le grafiche. Perdiamo un po' di tempo, tanto siamo rilassati e tranquilli, senza paura. Non dobbiamo avere paura. Pensavo a un video epico, a scrivermi una cosa e a raccontarla mentre scorrono le immagini della mia simulazione. È una questione di tradizione che oramai è un divertimento tra me e pochi iscritti che amano questo tipo di contenuto. Lo continuiamo. Contemporaneamente, visto che ha portato bene, lo continuiamo. Contemporaneamente faccio una cosa completamente diversa che facevo all'epoca, qualche tempo fa, e che non ho fatto più per una questione di una decisione artistica, quasi una linea editoriale. Voglio avere le reaction fatte bene, e la live reaction completamente in live è qualcosa di ingestibile. Però ho pensato che due cose. Ho pensato prima di tutto che è ingestibile per me l'emozione della giornata e poi registrare, staccare, poi riattaccare la live. Voglio andare alla live subito, a prescindere da come vada. Primo. E poi secondo, non possiamo chiedere ai ragazzi di andare lì senza paura se poi siamo noi i primi ad averne. Non possiamo avere paura noi, dobbiamo dare coraggio, con l'esempio dobbiamo dare coraggio ai nostri ragazzi, e quindi anche io mi devo prendere una responsabilità e senza paura tutte le emozioni raw, proprio completamente crude, nude e crude. Dal vivo staremo live, penso 6 ore, 7 ore, non lo so, perché tutta la partita, tutto il post partita, ogni tanto me ne andrò per fare cose, voi starete in compagnia della community, insomma facciamo questa cosa. Anche io devo superare Napoli-Verona, non posso avere questo fardello di quella live che noi vedemmo tutti quanti insieme e che andò a finire come andò, e quindi lo dobbiamo esorcizzare. E io senza paura, senza quella paura che poi se va male tu dici allora le hai fatte, non le ha fa più, e invece no, dobbiamo dare noi, è l'unica cosa che possiamo fare proprio a livello simbolico. Non possiamo chiedere ai ragazzi di non avere paura se poi abbiamo paura noi. E la scaramanzia va benissimo, ma fino ad un certo punto. E quindi mi fa piacere fare questa cosa, anche per avere il contatto con voi subito. Voi lasciate il like, vi iscrivete al canale, e invece di una cosa epica che insomma stanno facendo un po' tutti, e ci sta, perché la giornata noi viviamo tantissime di giornate così, e ce la dobbiamo godere fino in fondo, con le paure, con le ansie, con l'emozione. Poi la palla comincia a rotolare e bisogna fare il nostro dovere, e il nostro dovere è far gol, ed è una piccola parte del gioco del calcio che a noi piace moltissimo, ma è il far gol che ti porta ai 3 punti. Perché tu puoi fare benissimo la fase difensiva, ma se poi non offendi gli avversari non se la buttano in porta da solo, e sappiamo che uno 0-0 non gioverebbe. E lì può scattare quella cosa un pochino, dici ma riusciamo a segnare, questo Napoli segna poco. E invece dell'epica io vi volevo portare un po' di numeri, ma proprio per tranquillizzarci e per vivercela anche con quella fiducia nel futuro e nel futuro prossimo. Il Napoli ha segnato un totale di 57 gol finora. Sono 57 gol in 37 partite, per una media di 1,54 gol a partita. Chiaramente, se tu fai questa media per il 38, quindi per quella che serve, ci aggiungi 1,54 e il 57 gol complessivi diventano 58,54. Quindi il Napoli deve fare qualcosa in più statisticamente, scientificamente. Sapete che si fa per questa partita dobbiamo fare faremo per forza un gol,54, il che significa uno sicuro
e forse anche un secondo, per avvicinarci a quella che è la logica scientifica di questa stagione. Ma voi mi direte, sì, ma questi 57 gol, il Napoli nel girone di ritorno ha fatto molto peggio, così. Ma è presto detto, stanno qua. 27 sono stati i gol nel girone di ritorno e 30 nel girone di andata. Quindi fondamentalmente, se noi facessimo 3 gol oggi, pareggeremmo i 30 gol fatti all'andata, nonostante noi parliamo di un girone di ritorno con grandi affanni e con grandi difficoltà, eccetera, eccetera. Cioè, più o meno siamo lì, ecco perché a livello di scientifico forse si può fare questo giochino che resta un giochino. Abbiamo fatto 27 gol nel girone di ritorno, diviso 18, che sono le partite che abbiamo fatto, e un gol,5 netto, preciso, spaccato, senza il 4. Quindi 1,5 e poi il 4 ce lo aggiungiamo. Se lo facciamo un gol,5 in questa partita qua, il 4 lo aggiungiamo sugli scudetti e ci divertiamo. So che in città c'è molta fibrillazione e so che, insomma, ho visto video di fuochi d'artificio nella zona dell'hotel del Cagliari, cose onestamente evitabili. Questo è un retaggio, è un sinonimo di debolezza che non riusciamo a scrollarci di dosso e ci vogliono anni e anni di vittorie per scrollarci di dosso questa roba. Purtroppo non ci possiamo fare niente. D'altra parte c'erano i commenti di chi diceva ma non ci siamo imparati che col Milan lo facemmo prima della Champions e non portò assolutamente bene. Tra l'altro pare che loro dormano in camere insonorizzate, quindi non gli fai nemmeno niente, al massimo si vedono i video dopo e si ringalluzziscono e si esaltano ancora di più, si caricano. Però alla carica che può avere un Cagliari, che sicuramente vorrà metterti i bastoni tra le ruote, questo non c'è dubbio, al di là delle defezioni, Caprile, Pavoletti, i vari Gaetano, eccetera, eccetera, aggiungiamoci anche la carica che avranno i nostri, perché possono tremare un po' le gambe, il braccino può venire, però c'è un video di Politano che dà la maglia a un tifoso e che urla con tutta la sua forza, dai, una sola, ne manca una sola, una vittoria, e sono convinti di questo e sanno benissimo che significherebbe entrare nella storia, perché già non è facile e noi avevamo questa semi-convinzione che non si potesse vincere a Napoli, è impossibile vincere a Napoli, troppe cose contro, troppe cose che non funzionano, e invece con Spalletti lo abbiamo dimostrato. Adesso però dobbiamo aggiungere un altro tassello a quella che è la storia della giovane Napoli, senza includere quella del passato. Si sente di dire qualcosa domani alla gente per questa partita, che immagino insomma la consideri come una finale? Grazie. Dove l'abbiamo fatto 2 volte con Maradona. Adesso è tutta un'altra storia, è tutto un altro calcio. Quel calcio lì si basava sulla forza degli stadi e sui tifosi veri. Questo calcio qui è tutta un'altra azienda, è un altro business, quindi devi muoverti in maniera assolutamente diversa. E vincere 2 volte in 3 anni con la sciuliata in mezzo non è qualcosa da poco. Voi lo sapete che è un mio slogan, che vincere non è la cosa che conta. Il mio obiettivo deve essere sempre crescere, sempre andare a migliorare, e si deve dire che dopo la sciuliata l'abbiamo fatto, siamo andati a migliorare la nostra situazione e non possiamo dimenticare quelli che sono i presupposti. La cavalcata di quest'anno, al di là di come andrà a finire, ce la rivivremo partita dopo partita per capire come siamo arrivati lì, in quali punti del campionato si è messo il fieno in cascina, in quali punti altre squadre sono venute meno. Se tu non sei venuto meno come le altre squadre, è un merito che ti devi prendere, e se non te lo prendi tu dall'interno con alcuni tifosi che sono scontenti, è un merito che ci dovrebbero dare dalla stampa. Non ci possiamo contare, quindi sta a noi stessi viverci questa cosa così. Io non credo che oggi sia la giornata per decidere se lo meriti o non lo meriti, cioè, devi fare il tuo dovere e vincere sta partita ed esplodere completamente. Poi la riflessione è: se il Conte non lo voleva nessuno prima di questa stagione e adesso fanno a gara a chi se lo deve prendere,
E beh, qualcosa di buono lo avrà fatto, altrimenti non si parlerebbe di tutto questo e non dovremmo noi pensare di ricominciare da capo con i dubbi, chi viene e chi non viene. Non è il momento di farlo, ma è un concetto che sullo sfondo rimane, mentre insomma dobbiamo aprire il nostro cuore a una partita che entrerà nella storia. Entrerà nella storia a prescindere da tutto e ce la vivremo insieme, perché non c'è altro modo, non c'è altra strada. Destini forti se uomini forti, altrimenti niente. Altrimenti non fa niente. E ripeto, non abbiate paura, non abbiate quella cosa, dice se poi non succede sui social, i social non sono la vita reale, non sono la vita reale. Avrete magari un amico nella vita reale che magari tifa per un'altra squadra, che vi può prendere in giro per un paio di giorni, e allora, e cosa conta? Un po' di problemi ce la potrei avere io da pubblico social experiment, nel senso che qua si riverseranno tutti quelli che, nel caso in cui, è chiaro, ma fa parte del gioco anche questo, e io non baratterei mai, questo secondo me è una cosa importante da dire, non baratterei mai anche una delusione finale nell'ultima giornata con una stagione anonima, come per esempio è stata la nostra l'anno scorso, o la stagione del Milan di quest'anno, dove hanno alzato un trofeo che è quello della Supercoppa, ma poi sono venuti meno in maniera pesante, ed è una squadra con quella storia e con quei presupposti, quindi io non baratterei mai la vita di un Torino con la sofferenza che abbiamo vissuto al vertice quest'anno. Ci sono squadre che ti dà sfizio anche seguirle, e ti possono fare simpatia per storia, per cultura, per identità. Poi ci sono le squadre che vincono sempre e che insomma non saprei nemmeno che sfizio, non lo capirei che sfizio c'è a tifare per un Real Madrid. Quelli veramente, se non vincono, è una tragedia ogni anno, perché hanno sempre i presupposti, partono sempre da favoritissimi, e se non vincono veramente dici ma che è successo? Ma come abbiamo fatto a non vincere? È una sensazione che noi non conosciamo e onestamente non farei a cambio. Mi piace l'idea di essere una squadra molto identitaria, dove nella città non c'è altro di cui si parla, non abbiamo nemmeno un competitor cittadino, siamo noi con noi stessi. Il pericolo del Napoli è semplicemente il Napoli stesso, e tutti abbiamo un'opinione, tutti la pensiamo in un modo, in qualche modo di calcio ne capiamo, perché siamo tutti molto appassionati, e quindi pensiamo di avere la verità in tasca, la soluzione più giusta per affrontare le partite, per metterci in campo. È tutto molto molto bello. È tutto molto può essere difficile per chi lo vive dall'esterno e ci si ritrova improvvisamente dentro, però se lo accetti, se lo fai, se ti metti dentro e ti metti a combattere per il risultato, per l'obiettivo comune, è di un'emozione senza pari. Vedete, mo voi non potete avere idea delle piccole cose quanto mi rendono felice, no? Una cosa che non è piccola è il nuovo store che il Napoli ha aperto a Piazza San Domenico. Mi sembra uno store bello grande, bello serio, di una squadra vera, e non un buco, con i 2 piani, bello, e quindi vedi il crescere, l'unica cosa che conta, la voglia di crescere, di espandersi anche in strutture. Ma c'è una cosa piccola, stupida, che solo io soffrivo, per la quale, che erano lo stemma del Napoli sulle bandierine. Per tanti anni, mentre tutto il resto delle squadre del mondo mettevano i loro stemmi sulle bandierine, e ad ogni calcio d'angolo in casa tu vedevi lo stemma è appartenenza, lo stemma deve girare. Lo stemma del Napoli è uno stemma, tra l'altro, bellissimo, semplice, difficile da cambiare, da innovare, perché è già moderno di suo ed è unico nel suo genere. È stato aggiunto negli anni, però quest'anno non mi piaceva tantissimo, perché era la N in navy, però con lo sfondo bianco, che sulla bandierina gialla non era il massimo dell'estetica della cosa. Hai creato un logo
che funziona anche in negativo, che puoi giostrare come vuoi sullo sfondo bianco, sullo sfondo nero, con le trasparenze. E il video che vale dire nel gruppo Telegram mi hanno appena mandato la foto della bandierina nuova con la N del Napoli col trasparente, e che tu dici ma che cazzo di Napoli? No, invece queste sono le piccole cose che mi rendono felice. Poi uno cerca pure quelle cose per distrarsi, però va bene così, ed è da qui che ripartiamo, perché voi pensate e mica finisce oggi. Noi oggi ci viviamo questa partita e vediamo se dobbiamo esplodere o andare in freva, e poi si ricomincia, e poi magari c'è un altro allenatore e noi dobbiamo capire il nuovo allenatore, chissà come gioca, chissà qual è la filosofia, e chissà che mercato farà il Napoli per rimanere competitivo. Faremo lo stesso errore di 2 anni fa, oppure invece abbiamo imparato dall'errore e quindi nel percorso di crescita dopo un'annata comunque straordinaria ti mantieni invece di crollare. E questo è, e voi vi ricordate, senza tornare a mano a Francischiel, senza mettere in mezzo Vinicio eccetera eccetera, e noi eravamo distrutti post Sarri e non c'era niente da fare, non volevamo più seguire. Poi però cacchio arriva Ancelotti e tu un pochino te lo guardi, e poi Ancelotti mezzo funziona mezzo no, e poi si crolla, e Gattuso a me diede una bella spinta a livello di grinta, e ci mettemmo lì la Coppa Italia, un'altra cavalcata che avrebbe potuto portarci in Champions e non ci portò in Champions, con l'affanno, con la delusione ci mettemmo là, accettammo il verdetto un po' del campo e un po' del fuoricampo, dell'extracampo, perché non ce li dimentichiamo quegli episodi che è successo proprio contro il Cagliari. Però quello portò poi a Spalletti, e quindi Spalletti dopo un anno di panda e di cose che si potevano fare, ma Mertens lo vuoi utilizzare un po' di più, no, l'equilibrio eccetera eccetera, e poi arriva, dopo che ti sei liberato di giocatori fondamentali, così arriva lo scudetto, quello là che aspettavamo da più di 30 anni, e poi tu dici vabbè, ma questo se ne va, è interessante, vediamo che succede se facciamo tutto da soli senza una grande organizzazione. Si crolla, e non si può immaginare così. Abbiamo mollato l'anno scorso? No, perché abbiamo continuato a farlo nel racconto del calcio, che comunque è appassionante anche quando va male, e arriva Conte, una cosa che io non potevo mai immaginare, non potevo pensare. A mali estremi rimedi, si chiama uno che ha un suo staff e tu lo devi accettare, che ha un ingaggio importante e glielo devi dare, e ti rimetti in carreggiata, perché a prescindere gli hai chiesto di ritornare in Europa e in Europa ti ha riportato. Poi siamo andati un pochino oltre probabilmente le prospettive, e quindi adesso ci giochiamo questa opportunità, dopodiché ci sarà ancora dell'altro, e questa è la bellezza. È che non finisce, non è che tu hai un'occasione, dopodiché non ti capita più, ti può capitare, e vediamo cosa succede. Nel frattempo ci godiamo questa qua, e da New York Valerio Fluido è tutto. Voi potete lasciare i like con grande fiducia, io vi bacio e ci vediamo live.